Nonostante la trattativa saltata a causa delle visite mediche negative, Mattia Perin e il Benfica potrebbero trovare un accordo per il trasferimento in Portogallo del portiere bianconero. Chiuso infatti da Szczęsny, Buffon e Pinsoglio e alle prese con un infortunio, il giocatore è stato escluso da Maurizio Sarri dalla lista Champions. La pista portoghese però non sarebbe ancora tramontata. Secondo il media O Jogo, l'estremo difensore piace moltissimo alla dirigenza delle Aquile Lusitane, che non avrebbero problemi a spendere i 15 milioni pattuiti con Paratici. Il mercato della Primeira Liga chiude il 22 settembre, ci sarebbe quindi tutto il tempo per la fumata bianca. Stando sempre a quanto affermato dal quotidiano, qualora la trattativa non andasse in porto, i contatti potrebbero trasformarsi in una formalità a gennaio. Una Fiorentina tutta da assemblare, quella che Montella e Commisso trovano dopo la chiusura del calciomercato. Sono 11, tra cui Boateng, Ribéry e Cáceres, i possibili titolari da alternare e tenere insieme o a cui comunque trovare un posto nella rosa. L'allenatore della squadra viola è cosciente che serve tempo, ma che è anche necessario sbrigarsi perché qualche risultato comincia ad arrivare. Intanto, in un post sui social, Montella fa il punto della situazione e si mostra risoluto. Adesso abbiamo la prima certezza. Chi saremo per i prossimi 4 mesi almeno. Adesso non ci resta che lavorare, compattarsi e trovare i giusti equilibri per tornare ad essere la Fiorentina che tutti abbiamo nel cuore. Queste le parole del nuovo attaccante della Roma, Nikola Kalinic, durante la conferenza stampa per presentare l'ultimo acquisto giallorosso. Sono molto contento per essere qui. Per me Roma è una grande squadra, grande club con grande storia. Per me questa è nuova avventura, sì. Spero che faccio bene. I miei obiettivi sono che, vediamo, prima voglio che senza infortunio perché io ultimi 2 anni non ho giocato molto e questo è importante che quest'anno gioca di più e vediamo. Per squadra andiamo partita per partita, non vuol dire che vinciamo adesso, non so, Europa Liga o sì, Roma come club vuole giocare Champions, però proviamo. Giorni intensi per il tiro con l'arco italiano. Da domani a domenica allo stadio Teghi di Lignano Sabbiadoro il 58esimo campionato italiano all'aperto. In gara quasi 600 arcieri con i migliori atleti della nazionale Fitarco a disputarsi il tricolore. Nelle prime 2 giornate in campo gli arcieri delle divisioni ricurvo e compound impegnati nelle 72 frecce di qualifica che assegnano i titoli di classe, poi le eliminatorie individuali e a squadre che definiranno tutti i finalisti. Domenica i match decisivi che decretano i vincitori dei titoli assoluti. In concomitanza con i tricolori, la nazionale è in Canada per i mondiali della specialità 3D. Sabato le finali e per l'Italia il compito di confermarsi nuovamente tra le prime del medagliere. Sempre in ambito internazionale, domani e sabato a Mosca c'è la finale di Coppa del Mondo con i migliori 32 arcieri del pianeta. L'Italia nella divisione compound è rappresentata in Russia da Sergio Pagni, che affronta domani ai quarti di finale il colombiano Daniel Muñoz, con la voglia di confermarsi re di Coppa per raggiungere il terzo successo dopo le vittorie del 2009 e 2010. Sabato le sfide del ricurvo con l'olimpionico Mauro Nespoli ai quarti di finale col sudcoreano Bae Yeon. L'aviere di Voghera mira a concludere al meglio una stagione già eccellente dopo la conquista del pass per Tokyo 2020 ai mondiali in Olanda e l'oro individuale e a squadre miste ai giochi europei di Minsk, dove l'Italia ha ottenuto anche la carta olimpica al femminile.